Per ciò che concerne la scuola c'è un tavolo di lavoro provinciale, si sta parlando dell'accorpamento di vari plessi, alcuni sindaci non ci stanno. Cosa pensa, quale può essere la via su questo tema che in genere viene citato come diga contro lo spopolamento, quando in realtà i numeri parlano di una necessità di accorpamento? Io inorridisco quando qualche sindaco pensa di fermare lo spopolamento con la propria scuola. La scuola non serve a fermare lo spopolamento, la scuola deve servire a dare istruzione. Ecco, se per fermare lo spopolamento noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi vadano a scuola in pluriclasse, oppure raggiungano livelli di studio più bassi rispetto agli altri, beh, facciamo due danni, perché non fermiamo lo spopolamento e peggioriamo le condizioni culturali di istruzione dei nostri ragazzi. Mi pare veramente strumentale quando leggo alcune dichiarazioni di consiglieri comunali, di assessori, di sindaci, che capisco da un certo punto di vista, che poi dicono non si tocca la nostra scuola non si tocca nella misura in cui continua a dare servizi. Io ricordo nel 96 persi le elezioni da deputato perché a Illeggio non mi votarono per una ragione molto semplice, perché chiudemmo quella scuola. Chiudemmo quella scuola perché era in pluriclasse, li portammo in Betania. Non è successo niente, lo spopolamento è sempre quello e i ragazzi però hanno una scuola che dà servizi e non una scuola di paese che non era più adeguata ai tempi che cambiano. Ci avviciniamo alla fine, prima parlava di grandi opere, una delle novità pare essere quella che riguarda il traforo di Montecroce. Ci sono delle novità? La Regione pensa di poter perseguire questa via? Credo che sia stata enfatizzata una dichiarazione di Riccardi eccessiva. A mio avviso oggi non ci sono i presupposti per il traforo di Montecroce, che non vuol dire che non ci possa essere un domani, un futuro più lontano, però francamente oggi non vedo né da parte della Carinzia né da parte del sistema ANAS italiano la possibilità di intervenire su Montecroce Carnico, per cui verificheremo in futuro, ma non mi pare che oggi questo sia un tema che torna di attualità, nonostante alcune dichiarazioni. Un'ultima domanda sul contesto nazionale. Lei sul suo blog ha preso una posizione decisa su quelli che sono i dissidenti, definiti anche traditori, insomma, nei confronti di Berlusconi. Ci avviciniamo al momento della fiducia. Qual è la sua percezione e qual è il suo augurio? Ma la percezione è che siamo un po' nelle battute finali, quindi un po' di mercato, come dicono i giornali Osè, un po' di mercato del voto ci sia, quindi sarà una partita che si gioca all'ultimo minuto. La mia percezione è che Berlusconi ce la farà, però questo porterà comunque, io credo, a elezioni in primavera. La mia percezione personale è questa, che sia che vinca Berlusconi, nel senso che non ottiene la spallata, sia che non vinca, e cioè che Fini gli dia la spallata, però questa è una situazione che non può andare avanti e mi auguro che il governo, dopo aver fatto la legge di stabilità, che è la vecchia legge finanziaria, e aver avviato alcune riforme che sono comunque state fatte in questi anni, le pensioni, la lotta alla mafia, per esempio, mi pare assurdo che si accusi questo governo di non aver fatto l'altra mafia quando è il governo che più di altri ha messo in galera capi mafiosi eccetera. Però detto questo, la mia sensazione è che si potrebbe votare a primavera, a meno che, e però questi ultimi tempi ci hanno così fatto vedere che può succedere di tutto, il contrario di tutto, a meno che non succeda qualche cosa che però io non vedo, ma non lo escludo, perché ormai la politica ci riserva sorprese costantemente. Però se dovessi mettere una X oggi, la metterei nella casella che dice elezioni a primavera. Ultima cosa al volo, quali possono essere le conseguenze a livello di governi locali e regionale in Friuli Venezia Giulia specificatamente? Questo francamente non mi preoccupa, prima perché non c'è nessuna motivazione perché il governo possa cadere, il governo regionale ovviamente, perché stiamo lavorando con la coesione anche di coloro i quali si sente dire da voi giornalisti, che ne sapete più di noi in questo caso, che potrebbero passare con Fini, con FLI. Ho sempre sentito una coesione del gruppo, il programma sta andando avanti pur in momenti di crisi non facile, quindi non vedo nessuna ricaduta, ma farò in modo che questo possa non accadere proprio lavorando di più. Cioè oggi la gente non si aspetta equilibri politici, la gente è molto disinteressata a sapere se vincerà Fini o Berlusconi o il PD o Di Pietro o la resa dei conti all'interno del PD piuttosto che quella all'interno del PDL, o se quelli di Fini si dividono tra Falchi e Colombe, o quanti di pietristi abbandonano il preso di Pietro. Sono cose che appartengono a una politica che ormai è superata. La nostra gente oggi vuole risposte, ha ragione a volerle. Io credo che
ci sia necessità da parte della classe politica, da un lato di ritorno alla sobrietà e dall'altro di dare risposte vere assumendosi responsabilità. Assumersi responsabilità vuol dire scegliere, e scegliere vuol dire dividere. Quando si sceglie, si seleziona, si mette una cosa da una parte e una cosa dall'altra, e avere il coraggio di fare le scelte. Ecco, io credo che le caratteristiche della mia amministrazione in questi anni, magari anche con scelte anche sbagliate, perché mica si azzeccano tutte, siano state quelle di farle: la riforma della sanità, la riforma degli enti locali, anche la stessa partita dell'elettrodotto da cui siamo partiti, è una partita difficile e complicata, però alla fine qualche scelta dovremo farla, e le assicuro che la faremo. Grazie e buon Natale a tutti voi.